Tranquilla che non sei la spettatrice. State lontano perché adesso sì siamo col paziente, ve lo devo dire. Misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani e poi tampone rapido. Il signor Giuseppe Bucciarelli, 78 anni, di Villanova di Campo San Piero, è il primo padovano ad accedere al servizio di screening rapido contro il coronavirus in farmacia. Io sono stato attento, però insomma, sa che altre persone magari senza saperlo sono contagiati, no? Allora è meglio magari prevenire, no? Sono partiti dunque i test rapidi nelle farmacie. Qui siamo a Pionca di Vigonza, davanti a quella del dottor Giacomazzi, dove è stato allestito un tendone per permettere le analisi rapide. Da questo momento diciamo che su prenotazione, io ho deciso per 2 giorni alla settimana, martedì e al venerdì, sempre che abbiamo la richiesta su prenotazione con pazienti asintomatici 2 volte alla settimana, dalle 12.45 alle 15. 2 i giorni alla settimana in cui poter accedere a questo servizio, un'opportunità data alla cittadinanza. Chi dovesse risultare positivo verrà invitato a mettersi in isolamento e a contattare il proprio medico curante. L'esito del test, dal costo di 26 euro, verrà inserito nella piattaforma regionale per la tracciabilità dei positivi. In questo momento stiamo registrando il primo paziente, è una prima esperienza anche per noi. In questo momento l'abbiamo registrato, vediamo che è una cosa abbastanza semplice, il portale sta funzionando perché rientra nel portale che abbiamo aperto della farmacia dei servizi, in cui abbiamo sia la presa in carico del paziente, sia lo screening corretto, tutto quello che la farmacia sta facendo e andrà a fare.